In tre quarti d'ora abbiamo assistito alla storia dell'umanità, alla storia dell'essere umano dai primordi fino ai giorni nostri. Abbiamo visto come l'evoluzione genetica del cervello ha subito delle variazioni anche correlate alle mutazioni ambientali e le mutazioni storiche dell'umanità. Racchiudere in questo tempo tanti messaggi come quelli che sono stati dati oggi è sicuramente difficile e sicuramente invece ha dato grandi spunti di riflessione ai nostri ragazzi e ai ragazzi del Gemellaro, ragazzi che devo ammirare molto in quanto assolutamente attenti a tutto ciò che è stato detto e assolutamente pronti a sviluppare ambiti di discussione veramente stimolanti. Sotto l'aspetto della differenza tra l'uomo e la donna, la differenza cerebrale, abbiamo parlato anche di bullismo, abbiamo parlato anche delle violenze che si hanno sulle donne, perché c'è questo comportamento così violento, soprattutto si è espresso in questi ultimi anni con molti femminicidi. Quindi l'argomento è stato molto ampio. In fondo differenze sull'intelligenza tra uomo e donna non esistono, però ci sono certamente delle differenze comportamentali che vengono espresse anche dall'ambiente oltre che dai geni.